Sportivi siciliani, ben trovati anche per questa settimana con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo già in piena atmosfera natalizia, vi accompagneremo anche giorno 25, giorno di Natale, con le partite che si svolgeranno domenica 22, sia per quanto riguarda il campionato di Serie D, ma anche per il campionato di eccellenza. Ospite della puntata odierna il direttore sportivo del Montelepre Calcio, un caro amico, Piero Gatto. Ciao Piero, ben trovato. Buonasera, buonasera, grazie Ettore. Allora per Piero, mi hai l'invito. fatto già un bel regalo di Natale perché hai portato il tuo libro Il calcio è infinito. Tra l'altro non conoscevo la pubblicazione, adesso sono curiosissimo di leggerlo, ma già mi devi dare qualche anticipazione. Di che parla questo libro? Perché tu sei un uomo di campo, un uomo di spogliatoio, un uomo anche di dirigenziale, ex presidente Ajax di Palermo. Ma, ovviamente non può che parlare degli allenatori, perché Immaginavo. la mia vita è dedicata al calcio, prima da calciatore e poi per tanti anni da allenatore, poi da presidente anche Ajax, e quindi non potevo non parlare degli allenatori, però è un punto di vista completamente diverso da quello che si parla comunemente. A chi è rivolto questo libro? Quindi non soltanto agli allenatori. Allora, è rivolto intanto a tutti gli addetti ai lavori, perché Sì. è importante anche per i direttori sportivi, per, ahimè, chi orbita attorno ai ragazzi, perché ormai senza i procuratori non si va da nessuna parte, e può essere anche indirizzato anche ai genitori, perché lì io do anche un capitolo dove avviso ai genitori come si vive questo mondo del calcio, che sembra il mondo fatato, ma in realtà è superato il settore. C'è il rovescio della medaglia, decisamente. decisamente. Continueremo a parlare del tuo libro Il calcio è infinito, poi nella parte finale della nostra trasmissione, perché dobbiamo subito intanto parlare anche di questa bellissima esperienza a Montelepre, un miracolo di lei, no? Perché parliamoci pure. Questa cosa è un po' sfociata nelle ultime settimane, siete addirittura arrivati al primo posto superando il Bagheria Calcio, anche un po' inaspettatamente, ma credo anche con tanta energia vostra. Certo, i miracoli, quando poi c'è un risultato, uno guida il miracolo. Io credo poco ai miracoli, perché sono sempre per la medicina, per la scienza, e quindi sono più materialista che i miracoli si costruiscono. I miracoli si costruiscono. E quindi noi, passo dopo passo, partita dopo partita, mattone sopra mattone, abbiamo messo su insieme a Peppe Guida, che ricordiamo che è il mister appunto del Montelepre, sì. Dei miracoli, è proprio Peppe Guida, che ha sposato in pieno quello che è la folle idea che nasce dal Centro Studi, il cui il libro è figlio del Centro Studi che abbiamo noi a Palermo, di cui Peppe Guida ne è uno degli artefici insieme a me della costruzione di questo Centro Studi, sì, per allenatori. E lì ci abbiamo lanciato una sfida a dire allora Peppe, abbiamo questa opportunità, abbiamo la possibilità di mettere in atto tutto quello che abbiamo detto teoricamente sul calcio, adesso abbiamo la possibilità di metterlo in campo, siamo in condizione di poterlo fare. Lui mi disse: Piero, facciamolo. E lo stiamo facendo, poi magari più avanti ne possiamo entrare un po' in merito a qualche particolare che vi svelerò. Assolutamente, ma questo Montelepre chiude il girone d'andata al primo posto, adesso c'è tutto il girone di ritorno, probabilmente sarà ancora un po' più impegnativo, perché adesso siete voi che dovete fare da apripista al successo finale di questo girone A, che certamente è molto ingarbugliata, perché non credo che ci sia soltanto il Bagheria la vera antagonista, ma c'è qualche altra società che probabilmente tenterà di farvi qualche scherzetto. No, non devono farci lo scherzetto a noi, perché noi non siamo quelli che partono, e anche il giro di ritorno siamo primi, però diciamo sempre che le grandi sono sempre Bagheria, Regina Mundi. Io non escludo mai l'Aspra, che è stata costruita, sì, per fare l'eccellenza. Sta recuperando pian pianino. E quindi ora pian piano vedrete che verrà fuori. Non voglio mettere da parte il Borgetto è una grande squadra. Anche investimenti importanti. Ha fatto dei grossi investimenti, quindi ci sono delle squadre che loro sono partite per fare il salto di categoria. Però voi siete lì.
Noi stiamo facendo calcio seriamente, e il lavoro che stiamo mettendo sul campo è molto impegnativo, anche se devo dire che ci divertiamo tantissimo, i ragazzi si divertono. Avete un bel gruppo. Abbiamo un ottimo gruppo e quindi i risultati vengono e non sono inaspettate, perché le partite sono studiate molto meticolosamente da parte di Peppe e da tutto lo staff, perché il lavoro non parte solo da Peppe, è seguito da due grandi maestri, uno che è Alessandro Cintura per i portieri, l'altro di Gianluca. Un bel team, È un team che a mio avviso, devo dire che nessuno me ne voglia, non ce n'è in promozione, ma forse non ce n'è neanche in eccellenza. Insomma, ci sono le basi perché questo progetto possa diventare duraturo e poi magari chissà tentare questa carta che è certamente molto impegnativa dell'eccellenza. Voi siete pronti? Noi abbiamo sempre fatto eccellenza. Benissimo, allora quindi siete ottimisti. Ci siamo fuori un po', ci sentivamo un po' fuori dalla normalità quando abbiamo iniziato in promozione, perché anche, ahimè, arbitri giovani che... Vabbè, sappiamo che gli arbitri vanno aiutati però, proprio perché sono giovani. Io sono per la classe arbitrale. Bene. E quindi io sono sempre rispettoso, perché accetto l'errore del giovane arbitro che deve essere aiutato. Chiaro. Però è un impegno che si paga nelle categorie inferiori. Rischi di perdere partite che magari forse probabilmente potevano essere vinte. La partita la perde sempre chi io mi assumo sempre responsabilità quando si Condivido. perde la partita. Bene, allora parleremo chiaramente di Serie D, ma parleremo anche di eccellenza. Partiamo subito con il campionato nazionale dilettanti, partiamo con la Serie D. Si è giocata la 16ª giornata di andata, guardiamo subito la schermata dei risultati, rinviata Castrum Favara Regina 1914, FC Pompei batte Licata Calcio 2-1, Locri 1909 batte Enna Calcio 2-0, Nis FC batte Acragas 1-0, Ragusa Calcio batte Nuova Igea Virtus 3-2, San Biase batte Paterno Calcio 2-1, pareggio tra San Cataldese e Città di Aciriale, vittoria della Scafatese FC 3-1 contro il Città di Sant'Agata ed infine colpaccio del Siracusa Calcio che vince in casa della Vibonese. Guardiamo la classifica con la conferma del Siracusa Calcio con 36 punti, 32 punti per la Scafatese insieme al San Biase, 29 per Regina 1914 insieme alla Vibonese Calcio, 23 punti Paternò, con 21 Nis FC, con 20 Nuova Igea Virtus e Locri insieme all'Enna, con 19 Castrum Favara ed FC Pompei, 18 punti Ragusa Calcio e San Cataldese, 15 punti per il Città di Aciriale, con 14 il Città di Sant'Agata, chiudono la classifica 12 punti il Licata e l'Acragas con 10 punti. Chiaramente sia la Castrum Favara che la Regina 1914 hanno una partita in meno che verrà sicuramente recuperata a gennaio del 2025. Guardiamo subito anche la prossima giornata, quella che riguarda l'ultima giornata di andata, nonché anche in un certo senso il Christmas Day della Serie D. Si giocherà Acragas San Biase, Città di Aciriale Locri 1909, Città di Sant'Agata Castrum Favara, Enna Calcio FC Pompei, Licata Calcio Nis FC, Paterno Calcio Vibonese Calcio, Ragusa Calcio Scafatese FC, Regina 1914 San Cataldese ed infine Siracusa Calcio Nuova Igea Virtus. Allora, partiamo subito con le immagini che riguardano la vittoria dell'Ocri 2-0 contro l'Enna. L'Enna che forse sta un po' pensando un po' troppo alla Coppa Italia? Oppure questa continuità che viene a mancare alla squadra di Pagana è dettata anche dal fatto che probabilmente in questo momento la classifica è tranquilla e serena? Sì, ma infatti la classifica per l'Enna è serena. È serena in questo momento, sì. Diciamo, lascia un po' più serenità anche a quello che è tutto il gruppo Enna. Quello che poco fa mi dispiace è che vedere il fondo della classifica tutto siciliano. Purtroppo sì. Beh, d'altra parte... troppe squadre siciliane in un girone quasi del tutto siciliano, si rischiava sicuramente che qualche compagine isolana
potesse soffrire quest'anno. Valuta che ci sono anche parecchie retrocessioni, quindi voglio dire 4 squadre rischiano di ritornare mestamente in eccellenza. Ci può anche stare questa cosa, no? Ahimè, però rischiano di retrocedere delle grosse squadre. È vero, è vero, è vero. Beh, lì c'è una politica forse anche un po' sbagliata e di questo ne parliamo subito, perché voglio parlare proprio del Licata che perde in casa del Pompei 2-1, un Licata che probabilmente adesso con le dimissioni di Marco Coppa avrà un altro allenatore, si parla anche del ritorno di Pippo Romano, e lì dobbiamo anche capire, è un problema tecnico o è un problema dirigenziale? Si parla di Massimino che probabilmente ha un po' allentato questa voglia di rimanere a Licata. Tu che ne pensi? Io penso che da qualche anno a Licata c'è un po' di caos, proprio perché non può sempre essere problema dell'allenatore, che alla fine è figlio di una progettualità che è quasi assente, perché qua parliamo di un centro come Licata che ha la sua storia Di Serie B considerevole. Non può ridursi a cambiare 3-4 allenatori. Sì, non è giusto neanche per i propri tifosi e per la propria storia. Sì, anche perché i calciatori non capiscono più nulla. È vero, è vero. Quindi non può chi arriva, poi giustamente cerca di mettere dentro un po' del suo, ma pensiamo pure questo gruppo squadra che cambia sempre il professore. E poi tra l'altro per esempio anche il fatto che Bonanno, che era un po' la punta più importante, il giocatore diciamo di spicco di questa compagine, cambia casacca, quindi a dimostrazione che neanche la società ha tentato di trattenere colui che forse avrebbe potuto dare una mano a questo Licata. Ma infatti ho paura che il Licata abbia un po' abbassato, ha mollato le redini, perché e ci dispiace. Ma ci dispiace, certo, perché abbiamo aspettato tanto. Io ho seguito, giustamente noi seguiamo un po' più l'eccellenza, certo, e abbiamo per tanti anni sperato che il Licata salisse in D per poi andare in C, così come Agragas, come Nissa, Acireale. E quindi non è accettabile. Non è accettabile, guarda, hai detto la parola giusta, non è accettabile. Mi auguro che tutto questo possa cambiare prima possibile. Per intanto ci guardiamo gli highlights, la vittoria dell'FC Pompei 2-1 proprio contro il Licata Calcio. Amici sportivi ed antisportivi, buon pomeriggio da Nico Erbaggio e ben trovati allo stadio comunale di Santa Maria la Carità. Mentre è cominciato il primo tempo, è cominciata la partita, è cominciata Pompei-Licata. L'arbitro del match, attenzione intanto a questo attacco del Licata con il salvataggio. Ad opera di Megna non è finita, il cross dall'altra parte, batti e ribatti all'interno dell'area. Arriva Trost, c'è stato fallo in attacco. I fischi del pubblico di casa, grandi trattenute all'interno dell'area, il pallone che spiove. Non si può dire che gli ospiti non abbiano approcciato bene la gara. Qui Elilali, altra gran giocata nel traffico con rischio, ma a liberare De Luca che può arrivare fino al limite dell'area. De Luca calcia con il destro. Elilali, ancora una giocata pazzesca. Antonacci dentro, incredibile. Ancora Trost, questa volta serve De Luca con il tacco per Puntoriere. Elilali dentro per De Luca, attenzione il tocco per il sinistro di Puntoriere, Murato. De Luca dentro per Rondinella, attenzione il cross basso dall'altra parte. Squadre molto lunghe qui, allora Pompei deve fare attenzione perché la posizione è regolare. Ed il pallone entra in porta, incredibile, Licata in vantaggio, il gol di Minacori. Penetra Antonacci, scambia con Elilali, ancora Antonacci, si è allargato Puntoriere che guarda la porta, calcia! Parte Elilali, attenzione il tocco con un braccio, per l'arbitro non c'è nulla. Puntoriere, si può girare, mette Tomte in porta, Tomte! Va Antonacci, col mancino al centro dell'area, il colpo di testa! Pallone che viene intercettato, non è finita. Rondinella, cross, secondo palo. Agnelli in avvitamento. Poi Della Pietra la deviazione. Blocca Rossi. Va Bonavita, morbido. E il colpo di testa del capitano che si è arrampicato in aria e ha colpito per il gol dell'1-1. Maunus, Trost, Pompei 1, Licata 1. Tomte prova a girarsi, Tomte entra in area, Tomte va sul fondo, Tomte crossa, Puntoriere!
non riesce a girarsi. Aurino pressato, rischia Aurino, riesce in qualche modo a venirne fuori. Il tocco per Agnelli all'interno dell'area per Tomte, pallone che resta lì. E poi la conclusione di Puntoriere, proprio lui fa 2-1, il gol numero 100 in carriera, nel momento più difficile, nel momento in cui i grandi calciatori vengono fuori e si caricano la squadra sulle spalle. Marco Puntoriere, un esordio da sogno al 94esimo, Pompei 2, Licata 1, con la firma di Puntoriere. C'è Tomte in profondità, Agnelli la perde, l'arbitro porta il fischietto alla bocca e dice che Pompei Licata finisce qui 2-1. Merry Christmas and a Happy New Year. Dobbiamo chiaramente augurarci tutti che questo Licata venga fuori soprattutto nel 2025, magari intanto assestando soprattutto un aspetto tecnico, perché credo che la rosa necessita ampiamente di qualche miglioria. Parliamo adesso della Nissa che vince 1-0 contro l'Akragas, altra squadra in crisi siciliana. Parliamo subito dell'Akragas e poi magari mi accenni qualcosa sulla Nissa. Ma anche l'Akragas come Licata è una grandissima delusione. Io mi aspettavo i botti di fine anno. Anche io. Invece lì hanno cominciato a marciare male già dall'inizio, perché hanno chiuso l'episodio eccellenza, lasciando sperare tutti noi siciliani, perché noi siamo per il calcio siciliano, che potesse nascere una nuova stella per il calcio nazionale. E invece non è così. E invece siamo lì, e quindi questo non mi meraviglia se poi il pubblico... Ennesimo giro di allenatori, tra l'altro. Giro di allenatori, campagna acquisti fatta male, progettazione fatta male, allenatori vincenti, direttori sportivi vincenti che vanno via. Adesso però sta arrivando questa nuova cordata, tanto attesa soprattutto da parte della dirigenza proprio dell'Akragas, che sembrerebbe di mettere mano al portafoglio, perché parliamoci chiaro, ci vogliono i soldi per cercare di cambiare il verso tattico e tecnico di una squadra. Parliamoci chiaro, i giocatori costano, non sono più neanche tanto dilettanti, anche se questa è la Lega Nazionale Dilettanti, ma su questo dovremmo aprire una puntata a parte, quindi preferisco non parlarne. È anche vero però che dalla sua, in questo caso, se l'Akragas piange, abbiamo una Nissa che è in salita con l'arrivo soprattutto di Giovanni Campanella. Ma infatti la Nissa, dopo il trauma, perché è stato un parto praticamente passare dall'eccellenza alla Serie D, che non tanti soldi, non si aspettavano, perché comunque a mio avviso è stata fatta una promozione in D, un grande campionato, ma dietro questa grande cavalcata della Nissa, comunque qualche partita in sofferenza è stata fatta. Ma ci può anche stare, ritorni in Serie D dopo tanti anni. Ma se fai qualche partita in sofferenza, in eccellenza, devi comunque correre ai ripari se fai il campionato di Serie D. Chiaro. E invece non è stato fatto, e abbiamo avuto, chi ha pagato la conseguenza di tutto è stato Nicola, per me un grandissimo allenatore come Nicola Terranova, e poi comunque adesso hanno preso una garanzia che Campanella è, a mio avviso, è una garanzia per assolutamente, l'uomo anche dei miracoli. L'anno scorso a San Cataldo ne sanno qualcosa. È uno che della categoria, sa di che cosa stiamo parlando, sa cosa occorre, e quindi dicevi tu poc'anzi, si va a fare la spesa, sa dove andare a fare la spesa. Assolutamente. No? Molti hanno i soldi e vanno al mercatino. Ma e invece dovresti andare al market un po' più impegnativo, è vero. Guardiamoci questo servizio, la vittoria proprio della Nissa 1-0 contro l'Akragas.
È uno dei tanti derby siciliani che propone il girone di Serie D, quello che arbitra il signor Antonio Bissolo di Legnano, coadiuvato dagli assistenti Matteo Sadicai di Mestre e Angelo Macchia di Moliterno. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Massimo Lo Giudice scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida per il loro ingresso in campo. Prima occasione dopo un quarto di ora di Nodia di Marca, ospite con il destro dalla distanza, neutralizzato con una presa sicura dall'estremo difensore nisseno. Ancora gigante pericoloso 10 minuti più tardi con la punizione velenosa di Silva controllata con lo sguardo da Cassano. Risposta nissena 3 minuti più tardi, parabola interna di Maltese per la testa di Diaz, irrompe Barrera con troppa veemenza, fallo in attacco per carica da Drefan. Alla mezz'ora sprint sull'out destro di un incontenibile Gaston Semenzin, assistenza per Diaz, attento Drefan in uscita bassa. 13 minuti a rientro in campo e le due formazioni e Diaz lavora un buon pallone per l'inserimento di Rotulo che calcia nonostante la precaria coordinazione, gli si oppone Drefan. Primo cambio intanto per mister Campanella, termina la partita di Tommaso Bonanno, inizia quella di Tumminelli e subito pericolosissimo il neoentrato, sfonda a destra, servito da Pagano, sterzata sul mancino e tiro a giro che si infrange incredibilmente sul palo. Cambiano passo i biancoscudati ancora con Diaz, servito da loro, fa da muro per Tumminelli, anticipato al compagno di squadra Pagano e calcia male, si dispera il numero 17 mister Campanella che intanto al 71esimo rimette dentro l'artiglieria pesante dentro Samaché per Semenzin, ancora molto attivo Tumminelli sull'autodestro, solida sterzata per penetrare in area sfruttando le lunghe leve, atterrato, lascia proseguire il direttore di gara Bissolo di Legnago tra le proteste dei locali. Scorre il cronometro, la Nissa ci prova ancora con Samaché che vince un rimpallo, lascia andare il destro dai 25 metri, sballato. Agragas inoperosa nella ripresa in fase offensiva ma che all'occasione più ghiotta a 3 al termine. Meola involatosi a sinistra si presenta tu per tu contro uno statuario. Cassano che cala la saracinesca, una parata da portiere futsal. Bianco Scudati che trova il vantaggio allo scoccare del 90esimo. Corner a uscire di Rotulo per la testa di Samaché che impallina Drefan, i due già compagni ai tempi delicata confezionano la rete che vale più 3 in classifica per la compagine di mister Campanella. Non accade più nulla nei successivi 6 minuti di recupero. Sull'ultimo tentativo di Marca Agrigentina fischia 3 volte il signor Bissolo, la Nissa porta a casa il massimo risultato con il minimo sforzo, decide la rete di Samaché allo scadere. Un saluto allora amici appassionati, come al solito alla prossima. Vittoria sorpresa del Ragusa Calcio in casa della nuova Igea Virtus. Questo è un risultato che non ci aspettavamo, diciamolo pure, perché comunque il Ragusa fuori casa non è che aveva ottenuto grandissimi risultati, a sua volta invece la nuova Igea Virtus i risultati in casa li ha sempre fatti. Forse l'odore del panettone, dell'albero di Natale, delle feste ha allentato la mentalità dei giocatori? Rispetto alle due compagne, quindi anche. chi ha più voglia e più perché andare a fare un risultato del genere, comunque dietro c'è un lavoro del tecnico e preparare una partita e andare a fare questo. Ma Di Gaetano non è uno che la partita non se la gioca, è uno tosto. Certo, e come no, però diciamo che magari non si... Alle volte si pigliano inconsciamente alcune partite È vero, è vero. Poi magari te ne accorgi quando è troppo tardi. E poi in questo caso, nel caso appunto della nuova Igea Virtus, una classifica un po' serena ti aiuta magari a mollare un po', però credo che la nuova Igea Virtus ha tutte le credenziali per salvarsi, credo. No? Quello sicuro. Su questo siamo tutti d'accordo. E il Ragusa però ci deve lavorare e credo che l'entusiasmo anche giovanile che c'è all'interno della rosa può servire tantissimo. Questo è un risultato che comunque dà una buona indicazione. Certo, chiaro, è logico. Guardiamocelo il servizio, la vittoria fuori casa della Ragusa Calcio proprio in casa dei messinesi, vittoria per 3-2.
I giallorossi guidati da Francesco Di Gaetano, nonostante per 2 volte riescano a rimontare gli avversari, alla fine devono arrendersi alla rete di Eyaki, vanificando l'impresa firmata domenica scorsa contro la vice capolista scafatese. E sono proprio i locali a sfiorare al minuto 17 il vantaggio, con Biondo prima che trova la respinta del portiere e con Trombino poi che sulla ribattuta spara alto sulla traversa. Il Ragusa non sta a guardare dopo aver fallito al 27esimo il pallone buono con Corigliano che da 2 passi calcia fuori l'invito di Crisci. Gli Iblei passano al minuto 32 quando Tagliarino col sinistro mette alle spalle di Cannizzaro il pallone che spiana i suoi la strada verso la vittoria. Lige Virtus però non ci sta e al 43esimo potrebbe rimettere il derby in parità, ma l'ultimo arrivato Tandara sciupa tutto calciando sul fondo l'assist di Trombino. Pari che i giallorossi trovano comunque 3 minuti più tardi grazie al solito Currò che di testa corregge in rete il tiro di Trombino, firmando così l'1-1 e che gli vale come secondo sigillo consecutivo e terzo complessivo del campionato con la maglia giallorossa. Nella ripresa però il Ragusa torna a spingere, dopo 4 minuti torna in vantaggio su calcio di rigore concesso dal signor Nicolai su Sottile e con Ametai che dal dischetto spiazza Cannizzaro per il gol del 2-1 in favore degli azzurri. La squadra di Erra spinge il piede sull'acceleratore sfiorando per 3 volte il tris, ma prima il destro di Eyaki si perde di poco alto, poi la conclusione di Tagliarino sorvola di un soffio la traversa e infine Amatai da 0 metri cicca il più facile dei gol. Occasioni fallite che tengono a galla Lige Virtus che ci crede e così dopo la botta di Pipitone disinnescata in angolo da Grasso i barcellonesi acciuffano il nuovo pareggio al minuto 79 grazie al penalty concesso dal fischietto di Pistoia su Trombino e con lo stesso attaccante che dagli 11 metri fa 2-2 col brivido e quinto sigillo in maglia giallorossa. Ma la gioia dei barcellonesi dura appena 180 secondi, infatti al minuto 82 Eyaki riporta definitivamente avanti il Ragusa quando ribadisce in rete la respinta di Cannizzaro sul diagonale di Abercon, facendo così già Virtus 2 Ragusa 3 e gioia incontenibile per il vice capitano degli Iblei. I padroni di casa tentano poi l'assalto disperato, ma il destro di Siino al 91esimo e il colpo di testa di Maltese 2 minuti più tardi non sortiscono il pareggio sperato. Al 94esimo è invece il Ragusa ad avere la chance per calare il poker, solo la decisiva parata di Cannizzaro nega a Corigliano la gioia del gol. In pieno recupero da registrare anche l'espulsione di Maggio per doppia ammonizione con i barcellonesi che chiudono in 10 uomini. Il 2-3 finale consegna dunque alla Ragusa la terza vittoria complessiva del campionato e il punto numero 18 che permette agli azzurri di portarsi a -1 dalla zona salvezza, mentre Lige Virtus, che conosce la terza sconfitta casalinghe e sesta complessiva del campionato, rimane a quota 20 punti e scivola in 8ª posizione con un +2 sulla zona play-out. Complimenti dunque alla squadra ragusana, vedremo adesso cosa succederà anche domenica prossima quando ci sarà l'ultima giornata di andata e poi c'è questo ritorno che generalmente insomma scombina un po' le carte, perché tra campagne acquisti e tra rendimenti che variano sicuramente il girone di ritorno è un altro campionato. La storia lo racconta. È vero, è vero. Tutto un altro campionato. Allora, torna con una sconfitta il Paternò perché questa Sambiase continua a sorprendere. Era lo scontro tra le due squadre rivelazioni di questo girone I del campionato di Serie D. Sambiase che vince 1-0 contro il Paternò e ci fa capire che a questo punto, quantomeno per la zona altissima, playoff, vittoria finale, c'è anche questa squadra neopromossa. Sicuramente, però poi alla fine bisogna vedere un po' come è strutturato questo, perché io non conosco la struttura di questa... Viene conosciuta da pochissimi, soprattutto qua nella nostra terra siciliana, questo Sambiase. Però guarda, per quanto riguarda la Serie D, le regioni come la Campania, anche la Puglia sono più toste rispetto, molto di più rispetto alle regioni del nord. C'è più intensità, c'è più tatticismo anche. Ma dico, la Campania, la Puglia e la Calabria la considero anche un po' più rispetto alle nostre. Sì, è vero. Che come vedi, levando le 2/3 poi
e noi siamo una regione che dovremmo dire la nostra. È vero, a è livello vero, è nazionale. vero, è vero. Voltiamo pagina perché dobbiamo parlare a questo punto della San Cataldese, 2-2 contro il Città di Aciriale. Io credo che Pidatella stia facendo, e questo l'ho già detto da parecchie settimane, un lavoro perfetto a San Cataldo. Credo che sia la sua giusta dimensione. Sei d'accordo? La Piratella non lo scopriamo noi. Lo sappiamo. A parte che io l'ho sempre considerato un ottimo allenatore e poi San Cataldo, guarda, io lì ho tantissimi amici che io stimo e voglio bene. Lì, ecco, al contrario di quello che sta facendo qualche squadra di eccellenza che è andata in D, la San Cataldese è andata in D e adesso è da diversi anni che rimane lì pianta stabile. Quindi mantenere la categoria è ancora più difficile che conquistarla. È molto difficile, ma adesso sono specialisti della Serie D. Quello che mi dispiace è che non c'è mai stato il salto di qualità ulteriore. E penso che adesso sono maturi. Però ti posso dire che secondo me il salto di qualità nasce anche dalla piazza, cioè San Cataldo non è un capoluogo di provincia, quindi il seguito comunque è sempre molto limitato. Quando tu fai il salto di categoria, pensi di fare un campionato per vincere la Serie D e quindi andare in Lega Pro, sai benissimo che poi cambia tutto, perché il pubblico, i tifosi, la quantità, il numero incide sulla forza della stessa squadra. Non dimentichiamo che San Cataldo è il Pluttanato di Caltanissetta, sì, infatti. quindi lì soffre questa vicinanza. Si dividono proprio strade. Praticamente sì, praticamente quindi sì. È questo, però San Cataldo potrebbe farlo. Perché non è mai comunque pensabile neanche una fusione, perché No, credo che le due realtà si amano ma si odiano sotto questo punto di vista. Un amore e odio che essendo proprio È vero. stracittadina È vero. di quella vera e propria, però io penso che San Cataldo potrebbe fare di più perché comunque ha un grandissimo pubblico, anche se non è numeroso. Non è numeroso, ma è molto intenso, sì, è vero. Ed è molto vicino alla squadra. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, il pareggio tra San Cataldese e Città di Aciriale. Stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, benvenuti a San Cataldese, Città di Aciriale, gara valida per la 16ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Con le immagini del primo tempo andiamo al minuto 5, quando un calcio di punizione di Montaperto dalla destra trova la deviazione di Bruno Paladini, che batte Zizzania sul suo palo e trova la rete dell'1-0 e il vantaggio per i padroni di casa dopo 5 minuti. Risponde però subito a tono l'Aciriale, che approfitta di un errore grossolano di Fanguai in retropassaggio e trova la rete dell'1-1 con Mokulu tutto solo davanti a Dolenti. Al 30° però arriva ancora una volta la San Cataldese, che con una grande ripartenza guidata da Capitan Tedesco si porta in avanti. Il 3 della San Cataldese vede l'inserimento di Montaperto, che controlla e poi col destro batte Zizzania e fa 2-1, rete dell'ex per il numero 10 Verde Amaranto, che infatti non esulterà per la sua quinta realizzazione personale in campionato. Nella ripresa però l'Aciriale si fa subito trovare pronto, un'azione costruita da destra vede l'inserimento sul primo palo di Mokulu, che trova il gol del pareggio. Dopo qualche minuto ci prova Vasil con una conclusione di destro da fuori, è reattivo però Dolenti a respingere la sfera e mandare in calcio d'angolo. Situazione dubbia invece per la San Cataldese al 40° con Montaperto, che al momento della conclusione verso la porta va giù, non c'è rigore secondo l'arbitro. Poi l'Aciriale con un colpo di testa tentato da Sueva va vicino al gol, ma il pallone si stampa sulla base del palo alla sinistra di Dolenti. Sarà l'ultima occasione di questa partita. Al triplice fischio del direttore di gara il tabellino dirà San Cataldese 2, Città di Aciriale 2.
Come potete vedere anche dai nostri jingles prettamente natalizi, vi ricordiamo che saremo in onda anche il giorno di Natale in diretta alle 15:20. Anche in quella puntata parleremo di Serie D e di eccellenza, perché le due categorie praticamente non si fermeranno, torneranno in campo giorno 22. Parliamo invece della Scafatese che batte un'altra squadra siciliana purtroppo in crisi, che è il Città di Sant'Agata. Dove vuole arrivare la Scafatese, che tra l'altro mi ha perso anche lo scontro diretto contro il Siracusa, ma soprattutto la situazione in casa della Città di Sant'Agata, come la vedi? Perché non vedo sbocchi, ennesima sconfitta, se non sbaglio è la terza consecutiva. Ma questo conferma la crisi che c'è nel Messinese per quanto riguarda un po' tutto il pianeta calcio, perché dai grandi ai piccoli. Sì, è vero. Ed è una provincia che ci fa soffrire, perché comunque Messina ha sempre dato Tra l'altro è una delle province dove ci sono più campi in erba sintetica di tutta la Sicilia, quindi le strutture ci sono, ne hanno costruite tantissime in quest'ultimo periodo. Ma anche come numeri di squadre divise tra promozione e infatti la promozione addirittura c'è un girone tutto messinese. Infatti, quindi questo è quello che comunque lascia qualche riflessione da fare in più per quanto riguarda la tua domanda. Certo, ma sta pagando secondo te in questo momento il Città di Sant'Agata una mancanza di programmazione e anche forse di uomini adatti per la categoria? Cioè hanno deciso un po' di mollare rispetto agli ultimi 3-4 anni, dove comunque sono arrivati addirittura anche ai playoff. Guarda, io non vorrei dirlo, perché comunque non voglio che magari qualcuno sta lavorando e quindi pare che sia un attacco, però noi stiamo raccontando i fatti. Quello che manca proprio a questa provincia è che a me molti mi chiamano proprio dalla provincia di Messina, mi chiedono calciatori, giovani, come se lì non ci fosse nessuno. È vero, incredibile. È una cosa che... E quindi quello che manca, a mio avviso, è nella catena del calcio, e manca proprio la parte dirigenziale. I dirigenti che costruiscono le squadre. Sì. È vero, ho l'impressione che hai letto bene il problema che attualmente in questo momento esiste soprattutto nell'intera provincia messinese. D'altra parte vediamo anche il percorso del Messina in Lega Pro, che non è certamente florido. Voltiamo pagina, chiudiamo a questo punto il campionato di Serie D e dobbiamo parlare di questo Siracusa che addirittura mi vince in casa della Vibonese, a dimostrazione che quest'anno mi sa che il Siracusa questo campionato lo vuole vincere, e forse è un bene per tutte, perché le altre squadre così almeno la prossima stagione programmano un progetto un po' più chiaro. Ogni tanto una gioia. Quindi parlare di Siracusa, anche perché Siracusa in D è un lusso. E quindi invece mi auguro che anche Siracusa, che abbiamo visto negli anni passati, ci aveva fatto sognare, spendendo anche hai detto bene, di milioni di euro, e poi si spegne. Ma Ricci sembrerebbe un tipo determinato, uno che ha investito tantissimo in questi anni. Quindi, siccome non sono mai mancati gli investimenti, è vero, sono stati veri, e quindi io spero e mi auguro che questa volta sia la volta. Ce lo auguriamo tutti. Bravo. Sempre come diciamo sempre. Per il rispetto del calcio siciliano. Sia io che Ettore abbiamo sempre messo avanti il calcio siciliano. È vero. Avanti tutte le bandiere. È vero. E quindi ci auguriamo che Siracusa possa vincere, ma non perché noi siamo simpatizzanti di Siracusa, perché speriamo e ci rendiamo conto che Siracusa ci potrebbe fare sognare anche nelle d'altra parte sappiamo la storia del Siracusa. Guardiamoci il servizio. Siracusa che vince in casa della Vibonese, una nobile ormai caduta di questo girone, vince per 1-0. Grande segnale al campionato quello che ha dato il Siracusa espugnando il Luigi Razza di Vibo Valencia per 1-0. Turati preferisce al posto di Longo Di Grazia come esterno d'attacco, dall'altra parte c'è Alma, Limonelli e sottopunta Maggio sostituendo lo squalificato Candiano.
Per quanto riguarda il centrocampo, sempre a quadro è Palermo. Davanti al portiere Iovino ci sono Sus e Baldan, con al solito a destra Puzzoni, a sinistra Pistolesi. Siracusa oggi in completo verde in onore di Santa Lucia. Subito l'approccio esatto alla gara per gli azzurri. Al secondo maggio il suo sinistro finisce fuori non di molto. Al 12° è Alma invece, per Di Grazia il colpo di testa dell'attaccante catanese passa sopra la traversa non di molto. Bellissima azione vibonese al 21° con il sinistro di Giunta, una sorta di rigore in movimento che Iovino con un piede mette in calcio d'angolo. Al 22° contropiede a Retuseo di Di Grazia, tiro centrale parato dal portiere Brusca. Un minuto dopo ancora Siracusa pericolosissimo con Alma che riprende una respinta del portiere sul tiro di Puzzone, ma il destro dell'attaccante niscemese viene respinto con un piede da Brusca. Al 27° è ancora Maggio a provarci con un sinistro al volo fuori di poco. La ripresa si apre come il primo tempo, la gara continua a farla il Siracusa. Al 5° minuto Di Grazia per Maggio, sinistro a botta sicura con Germinio che si immola in scivolata e mette in corner. Sull'angolo seguente ancora Maggio di testa, si presenta solo sul secondo palo, la sfera finisce però sull'esterno della rete. L'unica occasione per la Vibonese nel secondo tempo è un'occasionissima, perché al 13° c'è uno bello sviluppo con palla a terra e Berardi che clamorosamente a 2 passi dalla porta calcia fuori di un soffio. Risponde il Siracusa al 17° con Maggio, il suo sinistro a botta sicura viene però respinto dal corpo di Fontanelli. 2 minuti dopo però il Siracusa passa e Limonelli a dare un assist al bacio per Di Grazia che con un tocco sotto trafigge il portiere di casa. Secondo centro stagionale per l'attaccante etneo del Siracusa. Iniziano i cambi di mister Turati con Longo per Di Grazia, Sarao per Maggio e purtroppo al 41° Di Silvestro per Iovino. Il portiere stabiese infatti si infortuna alla caviglia mentre opera un rinvio e deve così abbandonare il campo. Piove a dirotto, piove anche sul Siracusa che al 46° si vede espulso Puzzone per intervento scomposto a centrocampo. Entra allora Falla per Alma, ma fortunatamente non succede più fino alla fine. Il Siracusa resta a +4 ed è matematicamente campione d'inverno. Siracusa dunque in vetta per quanto riguarda questo campionato di Serie D, girone I, in vetta con credo buone possibilità di concludere la stagione probabilmente al primo posto, con le squadre che chiaramente inseguono, dalla Scafatese alla Sambiase, vera e propria rivelazione. Vedremo come andrà a finire, intanto si ritorna in campo giorno 22, domenica prossima, per poi fermarsi e ritornare in campo la prima domenica del 2025. Ci fermiamo anche noi, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parliamo del campionato di eccellenza. A tra poco. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa.
Di nuovo insieme, seconda parte di penalty, dopo la parentesi dedicata ampiamente al campionato di Serie D, adesso parliamo del campionato di eccellenza e lo facciamo subito con il girone A. Penultima giornata, subito la schermata dei risultati delle partite che si sono giocate domenica. Parmonval batte Folgore Castelvetrano 2-1, Castellammare, Oratorio San Cile e San Giorgio 1-1, Athletic Club Palermo batte Accademia Trapani 4-2, Unitas Sciacca batte Casteldaccia 3-1, pareggio tra San Giorgio Piana e Super Giovane Castelbuono, vittoria del Gela 5-0 contro il Partinica Audace, 2-0 della Don Carlo Misilmeri contro il Città di San Vito Lo Capo, vittoria fuori casa del Marsala 1-0 contro il Lascari Cefalù. Abbiamo la conferma al primo posto per l'Athletic Club Palermo con 34 punti, 30 punti per il Città di Gela con 26 Don Carlo Misilmeri ed Unitas Sciacca, 22 Marsala 1912, 21 San Giorgio Piana, 19 Castellammare, 18 Parmonval con 17 Accademia Trapani, 16 punti per Partinica Audace e Casteldaccia, 15 punti Città di San Vito Lo Capo e Folgore Castelvetrano con 13 Super Giovane Castelbuono ed Oratorio San Cile e San Giorgio. Chiude ultimo posto in classifica con 5 punti il Lascari Cefalù. Allora, abbiamo non molto tempo da dedicare al campionato di eccellenza perché poi voglio chiudere anche con il tuo bel libro. Parlando di questo girone A, io credo che la conferma di questo Atletico è lampante, Città di Gela che continua ad inseguire con un rinnovamento, insomma, di giocatori continuo, una campagna acquisti continua, a dimostrazione che però non vuole mollare. Che ne pensi? Athletic, a mio avviso, ha strutturato proprio questa società e già diciamo, per me è da Lega Pro. Da Lega Pro, è vero. Anche la Serie D, secondo me, trovi poche società attrezzate e organizzate. A Palermo ci voleva un'altra realtà forte così. L'aspettiamo da secoli. Da secoli. Quindi il Cantieri Navali è stata l'ultima squadra di Serie D. Stiamo parlando proprio del bianco e nero. Sì, del bianco e nero. Quindi, a parte Bagheria e altri, però... Parliamo di città. Palermo, sì. Vabbè, ma anche Bagheria, parliamo di tanti, di tanti anni fa. 30 anni fa, sì, è vero. Tanto tempo. Quindi, no, l'ultima credo che sia stata forse la Panormus, ma sempre 20 anni fa, 18 anni fa, quindi tanto è tempo passato fa. tanto Anche tempo. Troppo, direi. Troppo tempo. Quindi l'Athletic Palermo sta facendo quello che deve fare. Quindi qua l'Athletic Palermo se pareggia sono 2 punti persi. Ma la stessa cosa vale per il Gela. Certo, che deve inseguire e quindi non può perdere. Però attenzione, non è punti. che il Gela deve inseguire, perché come è stato formato il Gela, aveva tutte le carte in regola per fare l'Athletic Palermo di turno. E invece poi è spuntato l'Athletic Club Palermo con Reciti, per cui prendendo anche un allenatore e dando già ben chiara la sua storia. Io qua voglio aprire una parentesi con Catania. Noi abbiamo dimostrato Palermo che c'è posto per tutti, per i palermitani accettare un catanese. Io voglio vedere quando nel catanese si accetta un palermitano. Guarda, hai detto una cosa giustissima. Quindi, sarà un po' difficile, ma mai dire mai. È un po' difficile. Guardiamoci gli highlights, la vittoria proprio dell'Athletic Club Palermo 4-2 contro l'Accademia Trapani. Amici appassionati dell'Athletic Club Palermo, un saluto dal Pavazza di Terrasini, 14ª giornata del campionato di eccellenza. Si affrontano Athletic Club Palermo e Accademia Trapani. Athletic che gioca dunque la seconda gara di fila in casa, una partita difficile contro un avversario ostico che viene da 4 risultati utili consecutivi. Micoli che aggancia, tocco dietro, arriva Spinola, c'è un contatto, sì, calcio di rigore per l'Athletic Club Palermo su un contatto su uno tra Micoli e Spinola, il direttore di gara che non ha avuto alcuna esitazione, probabilmente c'è stato un tocco con il braccio. Adesso concessa la massima punizione all'Athletic Club Palermo, pronto Eltan che fischia il direttore di gara. Ma Micoli! Spiazzato Mistretta! Il gol dell'1-0 che sblocca il match, lo segna Eltan Micoli! Si distende Micoli, Salazar tiene il pallone, poi il tocco per Micoli in area di rigore, può calciare Micoli!
Ancora! E il tank Micoli! Tocco sotto fantastico! E gol del 2-0 sull'asse Salazar Micoli! Valenza nella battuta del calcio d'angolo, poi il tocco Raimondi! Eccolo qua! Il 3-0 sull'arma preferita della formazione mister Filippo Raciti. Raimondi di testa, è una sentenza, Mistretta non ci arriva, gol del 3-0. Qui Spinola cerca un numero da illusionista che però non gli riesce, poi il tocco largo per Aggio, sposta sul mancino, poi il tocco ancora per Campanella in area di rigore, Romano, pallone in rete, gol del 3-1 dell'Accademia Trapani, lo segna Guadagioli su una disattenzione, su un eccesso di zelo dell'Atletic, in particolare di Spinola. Gol dunque del 3-1, Martignetti col contatto in area di rigore, calcio di rigore per l'intervento di Martignetti su Secan, direttore di gara che non ha avuto dubbi, anche aiutato dalle proprie guardalinee. Dunque calcio di rigore al Pavazza e occasionissima per riaprire definitivamente il match per l'Accademia Trapani. Va Secan, pallone all'angolino alto, gol dunque del 3-2, adesso è davvero rientrato in partita l'Accademia Trapani con Secan. Qualche disattenzione di troppo nei ragazzi di mister Filippo Raciti, hanno riaperto la partita, qui bello il pallone per Calagna nel rigore, cerca il pallonetto! È segnato Calagna, il primo gol da quando è arrivato, ed è una perla di rara bellezza e che rimette l'Atletic Palermo sul +2 a segno Calagna. Ma non c'è più tempo, finisce la 14ª giornata, l'Atletic Club Palermo che si impone per 4-2 contro l'Accademia Trapani, chiude il girone d'andata in casa con sole vittorie, solo 4 gol subiti. Esso si porta a 34 punti in testa alla classifica. Sarà certamente un 2025 molto intenso perché scopriremo finalmente chi vincerà questo girone A del campionato di eccellenza. Sarà una gara certamente a due con le incomode Don Carlo Misilmeri ed Unitas Sciacca. Vedremo cosa succederà. Certamente sarà anche importante lo scontro diretto che lo stesso Atletico comunque giocherà in casa. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di eccellenza. Anche qui, come al solito, presentiamo la giornata che si è giocata domenica, 14ª giornata, penultima di andata. Modica Calcio batte Gioiosa 1-0, Città di Avola 2020 batte Città di Aci Sant'Antonio 2-0, Leonzio 1909 batte Real Siracusa Belvedere 1-0, SC Palazzolo batte Rosmarino 6-2, Vittoria batte Città di Misterbianco 5-1, Imesi Atletico Catania batte Ionica 1-0, vittoria del Milazzo 2-0 contro la Leonfortese ed infine Mazzarone Calcio che vince in casa della Nebrus per 2-1. Abbiamo l'ulteriore conferma, quindi il Milazzo è già matematicamente campione d'inverno perché sono 4 i punti di distacco dal Modica, Milazzo in testa con 33 punti, 29 per il Modica Calcio, 28 Città di Avola 2028, con 27 il Vittoria, 25 Imesi Atletico Catania, 22 Nebros, 21 Gioiosa, con 19 Ionica FC, 18 punti SC Palazzolo, con 16 Leonzio 1909 e Rosmarino, 15 punti Leonfortese, 13 Città di Aci Sant'Antonio, 10 punti Mazzarone Calcio, con 6 abbiamo il Real Siracusa Belvedere ed infine chiude con 5 punti il Città di Misterbianco. In vetta abbiamo dunque questo Modica, o meglio abbiamo questo Milazzo, mi perdonino i tifosi del Milazzo perché hanno meritatamente ottenuto il titolo di campioni d'inverno perché hanno praticamente fatto un girone d'andata inaspettatamente meraviglioso
Che ne pensi di Bognanni e di questo Milazzo? Sicuramente il buon Bognanni ha trovato la combinazione giusta, perché proprio mi dà la sensazione di un qualcosa di quasi disegnato apposta per lui. Sì, e quindi ha trovato il giusto filotto e a mio avviso non lo molla più. Quindi secondo me sarà difficile che il Milazzo possa mollare. Possa perdere questa grossa Però ci saranno dei playoff interessanti, perché ci sono 4 grosse realtà, 5 perché c'è anche l'Imesi che sulla carta è certamente intenzionato di giocarseli anche i playoff. Anche che credo che non ci siano, non si presuppone che non c'è questa maledetta cosa dei 10 punti. Sì. Si dice, ancora non c'è conferma. Almeno, non c'è conferma. Guardiamocela però la bella vittoria proprio del Milazzo 2-0 in casa di una Leonfortese che certamente proprio tra le mura amiche è certamente una squadra molto ostica. Il Milazzo passa anche a Leonforte e con una giornata di anticipo si laurea campione d'inverno. I mamertini passano nella ripresa quando al minuto 58 la spada gira in rete la sponda di Diallo, spianando ai suoi la strada verso la vittoria, e per il classe 2001 milazzese si tratta della 6ª rete in campionato. Milazzo che spinge il piede sull'acceleratore trovando al minuto 71 il calcio di rigore per il fallo del portiere di casa su Diallo, e con Corso che dal dischetto non sbaglia, facendo così Leonforte 0, Milazzo 2, e per l'esperto centrocampista mamertino si tratta della 2ª rete in campionato. Lo 0-2 finale consegna dunque al Milazzo il punto numero 33 in classifica, che permette ai rossoblù di confermarsi in testa al girone B di eccellenza con 4 lunghezze di vantaggio sul Modica, e domenica per i mamertini ci sarà in programma l'ultima gara del girone di andata e del 2024 in un Marco Salmeri che sarà sicuramente gremito in ogni ordine di posto. I mamertini dunque che stanno ritoccando con mano, anche se ancora non l'hanno presa questa Serie D, un ritorno in Lega Nazionale Dilettanti animata o probabilmente anche da un progetto che non sembrava così pronto, invece poi alla fine si sta dimostrando ottimo, perché Bognanni fa numeri, la squadra lo segue, i giocatori sono interessanti, la piazza è importante, quindi ci sono tutte le credenziali, no? L'unica cosa di brutto che abbiamo visto... Il campo, vabbè, in questo caso era il campo di Leonforte. Quello è il campo di Leonforte. Vabbè, che il campo di Milazzo non è che sia. Ma è strano perché avevano il sintetico, non l'hanno mantenuto. Succede, la manutenzione anche nei sintetici è cosa fondamentale. Ma cosa da parte? Vabbè, dai. succede. Ma questo è un grande problema, caro amico, che ci portiamo appresso quasi sempre noi qui in Sicilia. I campi, le strutture che non vengono manutentate, perché i campi vanno manutentati sempre, 24 ore su 24. Manutentate, ma pensa invece che qui a Palermo non abbiamo campi. Ma questo è un problema anche a Catania, non pensare. Non come Palermo. Vabbè, anche a Catania non scherziamo in fatto di poca disponibilità di campi. Io quello che non lo so, quello che faccio un appello, io mi candiderò io, consigliere, che io mi candido consigliere e prometterò un campo di calcio per ogni rione, che è quello che ci vorrebbe. Allora prenderai un sacco di voti. Sicuro. Allora, carissimo Piero, il calcio è infinito, questa è la copertina di questo bel libro che io mi riprometto di leggere subito questa sera. Non sapevo di questa pubblicazione, sapevo che stavi preparando qualcosa, ma non sapevo che era già uscita, quindi questa sera mi leggerò con molta attenzione. Grazie. Questo tuo linguaggio nei confronti di allenatori, dirigenti, genitori, strutture, dico bene? Almeno da quello che mi è accennato. Io ti faccio notare infinito che sono due colori. Sì, è vero. Perché molti dicono che il calcio è finito, l'in è la speranza che io... Giusto, in è finito, vuol dire no, guardate che non è finito, perché il calcio è infinito. È infinito. E io ritengo che è infinito perché comunque il calcio, riflettiamoci su, è giovane, perché io questo titolo mi è venuto in mente quando ho rivisto per la 100ª volta Italia-Germania e la partita delle partite e mi stavo addormentando, quindi parliamo di un calcio che dal 70
ad oggi ha fatto dei Mamma progressi mia, incredibili. incredibile. E quindi io dico ai ragazzi ogni volta: non ci dovete credere a noi, Matusa, con i capelli bianchi, dice ai nostri tempi. No, il calcio che c'è ora è meraviglioso. È meraviglioso. È meraviglioso. Io adesso non voglio criticare quella partita o alcuni giocatori, però se io guardo Giancarlo De Sisti giocare con la pancetta una semifinale mondiale ed una finale mondiale, mi faccio delle domande e cerco di darmi delle risposte. Beckenbauer era finito, però oggi non avrebbe giocato né mai, questo lo sappiamo. Quindi per quanto riguarda il libro nasce da un'esigenza personale di mettere nero su bianco tutto quello che si è detto, come dicevo, nel centro studi, dove mettiamo tanto mentale in questo calcio, perché sempre mi saltava all'orecchio non ci siamo con la testa, mentalmente non abbiamo azzeccato la partita, abbiamo sbagliato il pronti via, abbiamo visto anche qualche partita dove i pronti via sono stati sbagliati, e sono tutti problemi mentali dove in effetti poi mentalmente ci si può allenare. Quindi questo libro può aiutare a cercare di trovare alcune risposte su argomenti sportivi e non solo. Allora tu hai, ecco, questa è una bella domanda, grazie, perché qui questo libro non dà risposte. Apre delle porte interne ad ognuno di noi, dove lì dentro c'è la propria risposta. Quindi io perché non sono in grado di poter dare risposta a nessuno. Però dai degli input di riflessione. Sì, è come ognuno di noi ha la propria cantina. Sì. E infatti quando leggi il libro, ma dal professionista al settore giovanile, io vedo e dico, vero, ragione hai. E lì poi, da lì nasce: ma lo sai che si può fare questo? Bravo, hai visto, hai trovato una risposta. Bravo. Complimenti dunque a Piero Gatto, direttore sportivo del Monte Lepre Calcio, autore anche di questo bel libro che vi consiglio di leggere e, perché no, magari regalarlo a Natale ai vostri tesserati. Grazie per essere stato con noi, Piero, Ettore, e ci vediamo presto. Guarda, è stato meraviglioso ritornare in televisione, che è un'abitudine che ormai sembra essere, si parla di tanti tempi, quindi quando Ettore mi ha detto, io non vado, ormai anche con il telefonino si fa tutto, però quando Ettore mi ha detto siamo in televisione, sono venuto di corsa. Ed è stata una puntata dove hai elargito pensieri assolutamente positivi sul calcio, ma poi anche di competenza. Ma tu sei ormai l'ultimo dei professionisti che è il nostro calcio. Grazie tante. Alla prossima allora, Piero. In bocca al lupo anche per questa stagione al Monte Lepre. Quando vinciamo il campionato ritorno. Benissimo, promesso. Noi chiudiamo qui la nostra puntata, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che ci vediamo domani comunque a partire dalle 20:30 per la puntata dedicata al campionato di promozione, ma anche al campionato di prima categoria, anche se però parleremo soprattutto di Coppa Italia. Grazie per essere stati con noi dunque, ci vediamo domani. Per penalty invece l'appuntamento è per il 25, giorno di Natale. Arrivederci a tutti. Merry Christmas!